Oggi è 17 maggio e dal 2004 si celebra la giornata contro l'omo-bi-lesbo-transfobia. Infatti nel 2004 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'omosessualità non più come una malattia ma come una condizione della natura umana. Oggi a Mantova in particolare ci concentreremo contro le discriminazioni che subisce la comunità trans e infatti a seguito di questa passeggiata, che è anche una commemorazione per tutte le vittime che hanno subito discriminazioni a causa dell'omo-bi-lesbo-transfobia, avremo una presentazione di un libro. Il libro si chiama Noi, genitori di persone trans, in cui parleremo di come i genitori possono essere supportivi e quindi sostenere i propri figli e figlie che dichiarano di voler intraprendere un percorso di transizione di genere. Nel momento in cui stiamo accogliendo persone, è fondamentale ascoltare, provare emozioni per riconoscersi e partire da lì. È arrivata una persona tipo, ne è arrivata un'altra e quindi il senso della solitudine rispetto poi ai percorsi di affermazione di genere era molto forte. E abbiamo così scritto questo libro, di cui siamo molto orgogliosi, che portiamo in giro da un anno ormai, che racconta appunto 16 storie diverse di mamma e papà nell'accompagnare i propri figli in questo percorso, che è un percorso sì difficile, ma per me è stato un percorso di cui sono grata. Come genitore direi che il mio scopo principale è fare in modo che il dolore di mio figlio Claudio non sia stato inutile e che il suo gesto di disperazione e la sua richiesta d'aiuto diventino veramente linfa vitale per tutti e che questa voglia sia sempre presente all'interno di noi, di ognuno di noi. È un momento molto importante quello che avete scelto di realizzare oggi e ci vuole molto coraggio per trasformare il proprio dolore, un dolore intimo e feroce. Per me una città forte, libera e sicura è una città nel quale non ci deve esistere intolleranza, non deve esistere omofobia, non deve esistere discriminazione. Questa è la città che noi vogliamo, quindi è una semina costante che bisogna fare tutti i santi giorni e però noi tutti i giorni la dobbiamo fare insieme. Verrà anche presentato un progetto che si chiama Format-T, che partirà probabilmente con l'autunno, che è stato finanziato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Mantova, che ha come obiettivo quello di formare tutti i professionisti, sia nell'ambito sanitario, sia dell'istruzione, sia nell'ambito legale, per riuscire ad affrontare al meglio tutte le tematiche che appunto riguardano le persone trans, che ancora oggi, e soprattutto nei contesti di vita pubblica, subiscono discriminazione a causa del non riconoscimento della loro identità di genere. In questa giornata il Comune di Mantova è presente e intende sostenere concretamente e attivamente una formazione promossa da Arcigay La Salamandra, che servirà a contribuire alla formazione e all'informazione per tutta la comunità, ma soprattutto per tante professioni. Talvolta si trovano delle barriere, per cui noi vogliamo contribuire a sostenere questi progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione.